Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, siamo dietro sulla pagina Facebook, siamo in rigorosa diretta, 23 e 7 minuti, siamo nell'ultima parte della trasmissione, anche se Simone Borillo vorrebbe rimanere fino alle 2 di notte, noi cercheremo di chiudere nel tempo che ci era stato indicato. Dani, ci sono messaggi dalla redazione, novità? Sì, ci sono ancora molti messaggi dai nostri telespettatori, noi intanto ne leggiamo 4, scusandoci ovviamente sempre con tutti coloro che purtroppo non vedranno il loro messaggio passare sui nostri teleschermi. All'esponente di Più Europa, il primo messaggio, che dice che non esiste il problema del bavaglio. Ricordo i casi negli Stati Uniti della fiorista condannata perché non ha voluto organizzare gli addobbi per un matrimonio omosessuale, idem per un pasticcere, per un fotografo ed una società di catering. Andiamo al secondo messaggio di questo blocco. Nemmeno dopo le immagini dell'aggressione in stazione la Lega non cambia idea, sono basita. Terzo messaggio di questo gruppo: lunga vita alla comunità LGBT, al Pride, bellissimo esempio di festa pacifica, pulita e colorata. E poi andiamo ancora con un ultimo messaggio: calendarizzate la legge Zan, usciamo dal Medioevo. Bene, Rugin, allora il messaggio della fiorista, del pasticcere che non ha voluto organizzare il matrimonio? Ma per fortuna che, nel senso, se no mettiamo i cartelli fuori dai negozi, gli ebrei non possono entrare in questo negozio, stiamo scherzando. Per fortuna che insomma c'è stata, sicuramente non è andato in carcere il pasticcere, avrà preso una multa, avrà preso qualcosa, ma insomma non è che io vado col mio compagno, devo sposarmi, vado in una pasticceria, devo farmi la torta nuziale, no, voi siete gay, non vi faccio la torta. Sono capitate queste cose qua negli Stati Uniti, per fortuna che insomma spero, come diceva l'esponente del Popolo della Famiglia, siamo tutti uguali anche a ricevere un mazzo di fiori o a ricevere una torta in un negozio se siamo omosessuali o no, su questo siamo tutti d'accordo. Quindi per fortuna che c'è stata una condanna, che sarà stata sicuramente una sanzione amministrativa per questi. Ma voglio dire, i casi di discriminazione invece che noi subiamo come comunità tuttora, nel lavoro, voglio dire, sul lavoro, negli affitti, in moltissimi aspetti della vita. Faccia degli esempi. Guardi, l'esempio di questa settimana: una coppia di ragazze a cui non hanno voluto affittare un appartamento in quanto lesbiche. È successo a 2 ragazze di Padova. Oppure una ragazza trans. Le faccio una domanda, mi scusi, magari il titolare, le faccio una domanda e la prenda come tale, il proprietario dell'appartamento dove andavano aveva paura che questi si prostituissero? No, non era questo il caso. No, chiedo, è una domanda. No, era motivato esclusivamente dall'orientamento sessuale delle 2 ragazze. Come ci sono casi che non affittano le case ai neri, che non affittano case ai meridionali qualche anno fa e al nord Italia, insomma, queste cose purtroppo accadono ancora. Però guardate, mi permetto di dire che se il dibattito va verso su questo si ottiene l'effetto opposto, no? Perché poi si va a giustificare, se no, il discorso del pensiero, il discorso del fatto di uno che non affitta e può prendersi condanna perché... secondo me il problema è molto più elevato. Tu non puoi negare l'affitto a uno perché è nero, perché è gay. Guarda, pasticcero quello che ha fatto ne avrà trovati dietro altri 10.000 che l'avranno venduto la torta perché hanno detto: per me vendere la torta non è quello di decidere a chi venderla, insomma vendo la torta. Il fatto è che se nel dibattito scado di livello, no? E entro sul fatto dell'appartamento, io credo che il problema sia più grave invece, no? Sia il fatto, giustamente come il messaggio, che se su una stazione arriva uno e picchia, come abbiamo visto tutti, in maniera così violenta, 2 persone perché omosessuali, ha un aggravante per il fatto, la legge punisce già, ha un aggravante per il fatto dell'odio, no? E dell'odio. Anche se lì poi la versione è stata messa sotto un altro... Allora, la legge attuale punisce già perché è violenza, e c'è il futile motivo, esatto, se c'è l'aggravante dell'odio, in questo caso la discussione dovrebbe essere, è un aggravante per odio come c'è nel fatto di discriminazione razziale o come c'è in altro... Già esiste. Questo è il dibattito, perché se poi andiamo nel dibattito, se no, perché dopo si entra sì sull'opinione, perché uno si sarebbe rifiutato di affittare, bisogna dopo dimostrare se è per quello, e allora si entra sulla discussione dell'opinione che si diceva prima. No. Ecco,
è meglio lasciare No, fuori deve la essere discussione quella dimostrato, cosa deve lì, essere perché Io ho sennò- citato il caso di specie perché si è parlato di un caso specifico. Sì, ma- Allora, per me è molto più Cioè, a meno che interessante... uno non scriva fuori giustamente il cartello, no, con scritto qui non si Affittiamo affittano agli a omosessuali. neri, ebrei, omosessuali. Ecco, Però le quello faccio è un un'altra esempio. cosa, è un'istigazione. Le faccio un esempio, giusto per capire anche poi l'omofobia qual è. Se io entro in un bar e sento, mentre sto consumando, dal barista e dai clienti, affermazioni omofobe, insulti, non a me come persona, ma in generale alle persone omosessuali o transessuali, io che sono gay, in quel locale mi posso sentire accolto oppure no? No. Esatto, Ma questa è come, l'omofobia. scusami, è come una volta quando arrivavano i meridionali in un locale che aveva il terron, anche lui la stessa cosa era... Però voglio dire, noi come comunità, quando parliamo di cambiamento Oppure culturale, per la parliamo di paracodicio, questo. quando andavano al sud i veneti venivano chiamati polentoni, tanto per fare, perché altrimenti poi mi Ovvio, nasce un però problema. effettivamente ha ragione. Il punto è quando si parla di cambiamento culturale, si parla di questo. Noi non è che pretendiamo una corsia preferenziale. Quando si parla di uguaglianza, si parla di poter entrare in un posto e sentirsi accolti esattamente come le persone eterosessuali. Ma quelli iscritti all'Arcigay. Voi volete la corsia preferenziale? Non è vero? Sì. Quando Perché io se parlo- siete già uguali per la Costituzione, per il nostro Ma non lo codice siamo, penale, lei in quello infatti. stesso- tutela, lei in quello voi stesso volete bar come essere uguali più eterosessuale degli altri. Viene preso in giro perché è eterosessuale, lei in un bar. Cioè, allora, Però di cosa non stiamo troverai parlando? mai una legge che fa a quel barista No, ma io non stupido pretendo, o quel io non cliente pretendo stupido. Parlavo dell'aspetto Guardi, culturale. posso Io dirle Io non che pretendo che io ho la legge 49 sanzioni anni. quel barista, Il io mio iter pretendo che ci scolastico. sia attraverso la legge e anche attraverso gli strumenti che questa legge mette a disposizione un cambiamento progressivo nella cultura del paese. Rispetto. Non si pretende, c'è già stato, se pensiamo ai meridionali o ai polentoni, Però lei si sente, i ragazzi dell'Arcigay, quelli che vivono, si sentono discriminati secondo in lei? alcuni spazi, in alcune circostanze, in alcuni Guarda, posti sì. Posso dire una cosa, che tante volte su queste cose qua è la maleducazione della persona. Io le dico, per il mio percorso scolastico, per una questione di questioni familiari, ho cambiato casa molte volte, ho passato tante scuole. Io quando sono arrivato qua nel Veneto, quarta elementare, sotto Marina, mi chiamavano il Can di Trieste. Okay? C'era anche la canzone, no? C'era la Sì, canzone. però io ero in quarta Vabbè, ma elementare era una e che mi canzone. chiamassero il cane di Trieste Non si ricorda mi la stava canzone? qua. La questione se qual la è? regia mi tira fuori la Una canzone cosa- del Can di Trieste, fermo un attimo. Per questo non è che ho preso Fermo, ho detto, adesso facciamo i così. veneti Il Can di Trieste sono la così. cantava Avevo dei una- deficienti che all'epoca, bambinetti Luttazzi, una cosa del genere, se il Can di Trieste la faccio sentire, così Capito? conosce una cosa Questo nuova. cosa vuol dire? Che non è che posso fare di tutta l'erba un fascio, dico che i veneti, anche perché dopo, voglio dire, ci sono cresciuto qua, sono sposato, sono tutta la mia storia. Voglio dire, non possiamo, come dire, fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono delle persone che comunque so decozzo, in qualche maniera quelle lì sono delle maleducate e lo resteranno sempre, e sono quelle che colpiscono noi, colpiscono voi, colpiscono tutti. E quando esagerano possono essere querelate e poi possono subire Certo. quella che è la punizione Marco, prevista dalla legge scusa, per no, tutti, vengo perché ormai senza adesso- necessità di categorizzare Siccome una cosa sia- in più. Capito? Siccome Questo è un siamo esempio in- molto... Siccome siamo in chiusura, non voglio fare brutta figura con Borò, che ho detto che mi tirano fuori Siamo la già in canzone. chiusura, Ditemi via, se non la trovate, che non faccio brutta figura con Borò. Perché io ricordo c'è una canzone, El Poro, Can di Trieste. Adesso non vorrei sbagliare, però Ma io se me sono la più trovate. giovane, Giorgio. È vero, lei è più Scusi, giovane, ha direttore, ragione, lei è sono più più giovane, è troppo giovane. Però adesso se la regia è brava me la tira fuori. Prego, chiedo scusa Allora, questa volevo parentesi dire una scherzosa. cosa, un commento. Era una parentesi scherzosa al Zannini. Ma ci mancherebbe. Allora, ecco, però vede col DDL Zan potevo denunciarla. Non Ma riteniamo no, però non c'è non questa vedo. roba qui. discriminatori solamente le aggressioni fisiche, perché vi sono delle violenze, delle discriminazioni, degli stigma che vengono comunque vissuti costantemente nel corso anche della vita di un omosessuale, che sono continui, repentini. Queste due donne non dobbiamo classificare come maleducazione o comunque va bene, io punisco uno se aggredisce perché è uno stupido, uno che le manda via perché è lesbica, non ha la stessa valenza. Non è vero. Perché queste ragazze qua probabilmente avranno vissuto nella loro storia. Fermo. Però quel fiol di un can, quel fiol di un can, Borò, era sempre conosce la triste, non canzone? mi faceva mai le feste. Ammetto di non Era conoscere. di Trieste, il Can di- per quello ma lo scherzavano con Giannini perché c'è la canzone del Can di Trieste. Brava regia, davvero domani vi offro il caffè. Grazie, così non ho fatto brutta figura con Borò perché altrimenti se la tirava fino a domani mattina. Scusa Borile se l'ho interrotto.
prodotto. Cioè il ragazzino di 11, 12, 13 anni che viene bullizzato perché magari ha delle movenze gentili ed effeminate, questa è violenza anche questa a scuola, perché poi non è solamente una giornata, un episodio, continuerà ad essere un comportamento repentino nei suoi confronti, di uno stigma che lui continua a portarsi, e questi sono traumi che uno vive. Borile, in conclusione... Cioè non possiamo attribuire che c'è violenza solo quando c'è aggressione fisica, perché questi sono episodi che segnano la vita di una persona, hanno una ricaduta emotiva, sociale ed psicologica in queste persone. In conclusione della puntata, io chiedo poi a tutti della stessa domanda, in virtù delle battaglie che hanno fatto l'Arcigay, che ha fatto ovviamente gli omosessuali e tant'altro che stanno continuando a battagliare, cambierà in tempi brevi il punto di vista della gente nei confronti di queste persone, come dovrebbe essere secondo voi, in tempi rapidi, nelle battaglie, nella legge che dovrebbe uscire di Zan? Cambierà il pensiero, perché ha ragione Galdiolo quando dice entriamo in un bar, siamo visti, dico bar per dire un luogo pubblico, non siamo visti bene da molte persone. Secondo voi, con la cultura, con le battaglie che stanno facendo, cambierà il pensiero della gente nei confronti di queste persone che sono come tutti noi? Inizio da Giannini, secondo lei Giannini? Guardi, se la prospettiva è quella della legge intimidatoria, direi che non si otterrà un grande risultato. Detto questo, ma cambierà il pensiero della gente nei confronti di queste persone, essendo persone normali come tutti noi? Ma nessuno dice che non sono persone normali, da pensare che sono loro che si ritengono delle persone non normali nel momento in cui mi dicono che vogliono essere categorizzate. Per me, ripeto, come abbiamo già detto decine di volte stasera, siamo tutti sullo stesso piano. Non capisco perché dobbiamo andare oltre. Chiudo solo con una cosa, chiudo solo con un pensiero. A me farebbe piacere che nel momento in cui si parla di questa legge ci fosse data ai nostri ragazzi soprattutto, parlo dei nostri ragazzi, io padre di 3 figli, ma conoscendo tante altre persone, tante altre famiglie, sono 11 milioni di famiglie qui in Italia con figli, che venisse data un'informazione plurale per quanto riguarda questa legge, non limitandosi, come dire, all'intervento schierato magari di quelli che sono gli influencer. Ma nella sua ottica c'è la famiglia, 2 uomini, 2 figli, 2 donne, 2 figli, c'è nella sua ottica oppure proprio non la considera? No, allora, lei per dice, me la coppia figlio. omo può fare quello che vuole, come già lo sta facendo, e il problema non si pone. Nel momento in cui subentra il figlio non è un oggetto di desiderio, il figlio è una persona a sé, che non può essere comprata o trattata come fosse un pacco, e là si apre tutta un'altra tematica che, se vuole, più che volentieri sono disponibile per un'altra serata, magari anche con... Quindi per gli etero non è oggetto di desiderio, per i gay? Ok, va bene. non ho capito. No, per gli etero non è un oggetto di per gli etero non è un oggetto di desiderio, invece i gay è un oggetto di desiderio. Nel momento in cui devo spendere 100.000 euro per avere un bambino, sì. Guardi, volevo dire, anzi il desiderio è l'appannaggio di Chiurì. La genitorialità delle coppie omosessuali in realtà è molto più ampia e vasta come casistica, per cui richiederebbe un'altra puntata. Se dobbiamo parlarne, appunto, richiede tempi ne faremo un'altra su questa tematica. Per carità, c'è da sviscerare qua, possiamo farci 10 giorni. La nostra comunità in generale, credo che in gran parte del paese sia a favore di questa legge, la voglia, e credo che quindi in prospettiva sarà un cambiamento del pensiero della gente nei confronti degli omosessuali? L'orientamento del paese è questo. È questo. Fabrizio Borò, secondo lei? Ma io credo che siamo già in una fase successiva a quello che è il pensiero magari... Io non dico retrogrado, però ha ragione, c'è sempre è già una fase successiva, ne stiamo discutendo, vuol dire che già insomma il dibattito è aperto, una volta neanche se ne discuteva, ecco, quindi siamo già in una fase. Poi ribadisco, ritengo quello che ho detto, che qualsiasi violenza, ovvio, violenza non è solo fisica ma è anche verbale, qualsiasi tipo di violenza va punita, e in questo contesto il dibattito che è in corso va portato nella massima tranquillità a un risultato, perché che poi insomma ci sia un tema di discussione
è un qualcosa che Borile, che secondo è lei? reale. Poi- Ma basta anche un attimino leggere che cosa accade nella società, nei media, Sì, ma in nelle prospettiva letture. vede che cambierà? Ma c'è già un cambiamento in atto, altrimenti non saremmo neanche arrivati a proporre questa legge. Quando ho detto la norma giuridica arriva, approda nel momento in cui c'è un clima culturale favorevole. Perfetto. E questo Perfetto. anche se Ruggini, richiede secondo tempo lei? poi. Mi aggancio a quello che ha Direi che detto la lui. legge che genera cultura è diverso. No, non esiste. Mi aggancio a quello che ha detto lui, il clima. clima culturale, i giovani li abbiamo visto nelle interviste, la maggior parte delle nuove generazioni hanno già metabolizzato questo cambiamento culturale, il Parlamento non deve fare nient'altro che ratificare un sentire comune che già Ruggini, c'è la nella domanda società. mia è un'altra. Cambierà in modo e in tempi rapidi il pensiero della Ma gente? è già cambiato, è già Ma cambiato. Il non Parlamento del deve tutto solo ha ragione. ratificare un sentire che c'è già nella società. Però Gaglione ha ragione, non è cambiato il tutto se è discriminazione. Rispetto a qualche anno fa è già cambiato D'accordo, molto. rispetto alla prima guerra mondiale sono d'accordo No, con lei. anche 10 anni Però- fa, vi posso assicurare che quando ho fatto coming out io nel 2007, lei forse si ricorderà qualcosa, lo scontro con la Chiesa Cattolica che io ho avuto era un'epoca già diversa nel 2007. Certo, secondo lei Gaglione? Ma secondo me la vera domanda non è se il cambiamento è in atto. No, in atto, se il pensiero della gente non sarà più un po' negativo, come diceva lei, nei confronti degli omosessuali, insomma. Ma la vera In domanda... tempi rapidi le chiedo. Ma i tempi rapidi non credo sinceramente, perché i cambiamenti culturali richiedono tempo, il tempo congruo per un... La vera domanda è cosa vorrà fare il Paese per accelerare questi tempi. Esatto. Ci faccia la risposta, come Marzullo? Io auspicherei l'approvazione di questa legge. Lo sapevo che mi rispondeva questa io avevo fatto una domanda diversa, va bene. Grazie a tutti, ringrazio Massimiliano Zannini del Popolo e Famiglia di essere stato con noi, ringrazio Fabrizio Boron, consigliere regionale di Zaia Presidente, ringrazio l'antropologo Simone Borile, Saluti, ringrazio arrivederci. Alberto Ruggini Grazie, del Più buonanotte. Europa e ringrazio anche Mattia Gaddiolo, Buonanotte. Presidente dell'Arcigay di Padova. Davvero grazie a tutti di essere stati qui questa sera, sperando di aver soddisfatto le esigenze dei nostri telespettatori, di aver chiarito le idee se qualcuno non le aveva. Saluto anche Dennis. Grazie, una buona serata ovviamente a tutti i nostri telespettatori anche da parte mia. Ecco, io vi ricordo domani 12:15 il nostro telegiornale, Aeroporto Informazione, collegamenti da Mestre dalla Protezione Civile, dove ci sarà il Presidente Zaia che continuamente dà l'annuncio su questo maledetto virus, sperando termini almeno al più presto, almeno entro l'estate, per poter vivere liberamente tutti. Buonanotte.